Eh sì, siamo tutti presi dalla carovana rosa. Pensate che è già partito il Giro d'Italia e quest'anno è partito dall'Albania e si completerà e concluderà la sua grande corsa il 1° giugno nella città di Roma. È una manifestazione sportiva legata al mondo del ciclismo. È una delle più prestigiose, pensate, dopo il Tour de France e la Vuelta, ed è nata nel 1909 da un'iniziativa di giornalisti sportivi. Quest'anno la manifestazione arriverà finalmente in Veneto e starà in Veneto 4 giorni, toccando circa 6 province. All'interno di queste province anche la città di Rovigo quest'anno vedrà la partenza per una tappa che poi culminerà nella città di Vicenza. E quindi anche voi sarete come noi sulle strade a tifare per i nostri corridori?